Buonasera, anche per questa puntata di Attuali Talk c'è uno spazio dedicato a Il Veneto, il periodico fondato nel 1888, edito dall'Associazione Identità Veneta e diretto dal giornalista e documentarista Matteo Venturini. L'argomento di cui oggi vi voglio parlare è quello del volontariato e di come la Regione Veneto si attiva in questo ambito, essendo, pensate, al secondo posto a livello nazionale. L'abbiamo visto durante la pandemia, quando oltre a medici ed infermieri, i volontari hanno svolto un ruolo fondamentale nel supporto alla popolazione. Sopra il Veneto, al primo posto, troviamo la Lombardia, mentre al terzo posto vi è la Regione Puglia. L'assessore regionale Veneto, Giampaolo Bottacin, si è dichiarato molto soddisfatto e felice di questo ottimo risultato. Ora andiamo nella zona più etimologica, a vedere l'origine di questa parola. Secondo il dizionario, appunto, la parola volontariato deriva da una parola latina, voluntarius. Si riferisce a qualcosa che viene fatto secondo la volontà del singolo. Nel linguaggio comune quotidiano ci riferiamo generalmente al volontariato sociale, all'impegno di persone che dedicano gratuitamente il proprio tempo e le proprie capacità ad un'attività che sia di utilità sociale, con lo scopo di aiutare il prossimo. I volontari in Veneto sono circa 500.000, quindi uno ogni 10 abitanti residenti. Inoltre, il numero di istituzioni non profit è in continua crescita nel territorio veneto, secondo i dati Istat. Ma non sono solo i dati che testimoniano tutto questo, ma soprattutto le tante esperienze attivate nelle realtà locali, che danno la dimensione di questo forte impegno. Giusto un paio di esempi: il progetto Stacco, che viene usato a supporto della mobilità sostenibile a favore delle persone fragili in tutto il Veneto, oppure i centri di sollievo, che si trovano in tutta la regione per aiutare e sollevare i malati di Alzheimer. Ma cosa vuol dire fare del volontariato per noi oggi? Vuol dire trovare del tempo da dedicare al prossimo, all'altro, al supporto, trovare delle storie e dei racconti, attraverso esperienze che portano ad un incontro inevitabilmente e di conseguenza alla crescita di noi stessi come cittadini, ma soprattutto alla crescita di noi stessi come persone. Io come sempre vi saluto, vi auguro un buon Veneto Regione e un buon Veneto Giornale e inoltre una buona serata. Buonasera e ben ritrovati ad Attuali Talk, io sono Matteo Venturini e anche questa sera siamo in onda su Caffè TV24 che si raggiunge attraverso il canale 85 per il Veneto orientale, il 112 per la Lombardia, l'88 per il Friuli Venezia Giulia. Per il resto del Veneto è sufficiente andare sul canale 19, freccia su e selezionare Caffè TV24. Ecco, come sempre sono in compagnia di alcuni ospiti, tra i quali i nostri ospiti fissi ed altri due ospiti speciali. Andiamo a presentarli e a salutarli. Partiamo da Jacopo Cepparo. Buonasera Matteo e buonasera ai telespettatori. Ruggero Vilnai. Buonasera, buonasera a tutti. Giovanna Rossi. Ben ritrovato Matteo e buonasera a tutti. E Giorgio Siorini. Buonasera Matteo, buonasera a tutti. Ecco, dei nostri ospiti speciali, ho dimenticato di dire insomma che Ruggero Vilnai è del CIP Padova, quindi il Comitato Italiano Paralimpico, e Giovanna Rossi, presidente del Consiglio Comunale di Selvazzano Dentro e anche molto attiva nell'associazionismo e nel volontariato. Prima di partire con i nostri argomenti, abbiamo già capito che parleremo appunto di associazionismo, di volontariato e di terzo settore. Ho il piacere di lanciare il contributo video di Alessandro Biz, giornalista e direttore de Il Piave. Buonasera al pubblico di Attuali Talk e al conduttore Matteo Venturini.
Questa sera parliamo di terzo settore e di associazionismo. Una forza silenziosa ma fondamentale, è quel motore che giorno dopo giorno tiene insieme le nostre comunità, dalle grandi città ai piccoli comuni. Pensiamo alle associazioni sportive, quelle dove i nostri ragazzi, i nostri figli non imparano solo a tirare un pallone o a fare un bagger di pallavolo, ma imparano il rispetto, la collaborazione e la disciplina. Lo sport di base nasce dal basso, nasce dalla passione di allenatori volontari, di genitori che si rimboccano le maniche, di persone che si dedicano anima e corpo, che mettono tempo ed energie per far crescere i propri figli e i ragazzi del territorio. E poi ci sono le associazioni culturali, le Proloco, chi organizza eventi, fiere e sagre. Lì si custodiscono le tradizioni, si tiene viva l'identità locale e si crea quella coesione che fa comunità. È grazie a loro se tanti paesi, anche piccoli, borghi, frazioni rimangono vivi, se la gente si incontra e se la memoria collettiva continua a respirare. Nel sociale il terzo settore è spesso la prima risposta ai bisogni. Penso a chi fa assistenza, a chi porta un pasto caldo, a chi accompagna un anziano alla visita medica, ma penso anche ai volontari della protezione civile, alla Croce Rossa, che sono sempre presenti nelle emergenze. Senza di loro interi territori sarebbero in grande difficoltà. E tutto questo si regge su un valore che non si compra e non si vende. Stiamo parlando del tempo donato, il tempo dei pensionati, quei pensionati relativamente giovani che continuano a darsi da fare, ma anche al tempo dei giovani, quei giovanissimi che si impegnano magari nelle Proloco o nelle associazioni culturali. Oggi servono sempre nuove energie, nuove idee, nuovi volontari per mantenere vivo il tessuto civile e le tradizioni dei nostri paesi. La riforma del terzo settore, di cui si sente spesso parlare, ha portato delle regole importanti, più trasparenza, più chiarezza, però diciamocelo, ha anche complicato la vita a chi organizza sagre, eventi o attività sportive. C'è troppa burocrazia, troppi adempimenti e spesso si ha paura di sbagliare. E allora bisogna lavorare per semplificare, non per scoraggiare chi fa a non fare più, come purtroppo succede spesso. Perché il volontariato non è un ufficio, il volontariato è passione, è responsabilità, è il cuore pulsante della nostra società. E oggi, in un tempo in cui molti pensano solo a se stessi, il terzo settore è la prova che l'Italia migliore esiste ancora. Quella che mette gli altri al centro, quella che non si tira indietro, quella che tiene vivo il senso di comunità. E allora ben vengano trasmissioni anche come questa di Attuali Talk, che danno voce a chi costruisce il paese ogni giorno in silenzio, con dedizione e senza chiedere nulla in cambio. Perché il terzo settore non è un mondo a parte, ma è l'Italia che funziona. È l'Italia che non aspetta ma agisce, è l'Italia che tiene insieme il paese ogni giorno con il valore più prezioso che abbiamo, la solidarietà. Buona serata e buona puntata. E grazie ad Alessandro per il contributo che, come sempre, dà il là agli argomenti che andremo a trattare in questa serata. E partiamo appunto da un primo argomento. L'associazionismo è il motore della nostra nazione, questo insomma l'ha anche anticipato il nostro Alessandro. Senza associazionismo certi settori faticherebbero ad esistere e a resistere. Giovanna? Ho sentito delle cose molto belle, molto importanti, l'Italia che funziona. Anche come amministratore pubblico, proprio stavo pensando in questo momento quante cose riusciamo a fare grazie all'aiuto dei volontari, grazie all'aiuto delle persone che con tanta generosità si mettono a disposizione. Io sono sempre molto attenta e cerco sempre di essere anche molto
diretta, non si deve però scaricare le responsabilità, i pesi sulle spalle dei volontari che meritano sempre un grande rispetto, una grande attenzione e anche da parte delle istituzioni una grande protezione. Grazie Matteo per aver organizzato questo momento di confronto e per averci dato la possibilità di parlare di questo argomento. Tante persone, 1 su 10 sentivo prima parlare di questi numeri, dedica tempo, il proprio tempo agli altri, a lavorare con un obiettivo che non ha come ritorno un introito ma una soddisfazione, vedere realizzate certe progettualità, aiutare in certi ambiti. Io ho la fortuna da sempre, forse un po' per la famiglia dove sono nata e vissuta, da sempre vivo e respiro aria di volontariato partendo dalla parrocchia che poi si è trasformata in associazionismo, in aiuto e anche in impegno politico che l'ho sempre visto come un mettersi a disposizione della comunità con l'obiettivo di dare il proprio contributo. Come dicevi giustamente tu, tante cose sono possibili grazie all'aiuto del volontariato. Avrei mille esempi da fare. Ultimamente mi sto occupando in modo diretto, in prima persona, di 2 realtà che vivono proprio del tessuto sociale a Padova e anche qui c'è una struttura, ma senza il volontariato non sarebbe possibile aiutare famiglie in difficoltà, magari mamme con bambini oppure bambini che stanno facendo cure in ospedale, quindi la mia vita si è arricchita anche lavorativamente parlando di un ambito che fa parte proprio del mio modo di essere. Dico un ultimo pensiero, un'ultima riflessione sull'importanza, prima sentivo parlare di giovani, di persone di nuove energie, ecco oggi posso dire che a tutte le età, l'Italia che funziona grazie al contributo di tutte le persone di tutte le età. Io vedo sempre più anche i ragazzi giovani che si danno da fare, che si rendono disponibili attraverso gli scout piuttosto che altre associazioni e c'è bisogno anche di nuove energie per portare avanti insomma quanto è stato costruito fino ad adesso. Passiamo la parola a Ruggero. Beh, io concordo in pieno con quanto ha detto Alessandro, davvero il volontariato, senza il volontariato la nostra città, ma il nostro paese, insomma, andrebbe davvero molto più a rilento. Mi ha sorpreso però in premessa che ha detto 1 su 5, 1 su 10 ecco, fa volontariato, 500.000 nel Veneto. Io spero che sia davvero i numeri giusti perché da una valutazione che faccio io, insomma, mi sembrava che negli ultimi anni fosse un po' in calo le persone che si dedicano agli altri, che danno la loro disponibilità nel volontariato. Speriamo insomma di sbagliarmi perché io mi confronto soprattutto nel mondo dello sport, mi occupo di sport paralimpico e quindi vedo che è sempre più difficile avvicinare persone che ti diano una mano e sappiamo che lo sport senza il volontariato andrebbe davvero male perché lo sport è importante e ribadisco senza il volontariato farebbe poca strada. Che dire, vedo anche nell'amministrazione, è stato accennato anche nelle amministrazioni comunali per esempio sempre poca disponibilità anche per il proprio paese. Io sono un po' negativo su questo, pur conoscendo e sapendo quanto importante sia il volontariato e quando uno entra a fare volontariato poi si arricchisce e davvero cambia vita, è davvero positivo non solo ecco, per il servizio che dà
una persona, ma è positivo anche per se stessi perché sei gratificato. Ma faccio un esempio, ecco, anche nelle ultime amministrazioni comunali, alcuni comuni non sono riusciti a fare più di una lista, e quindi questo vuol dire che nel nostro paese sta avanzando sempre di più l'idea, ecco, di poca disponibilità, poca passione, poco amore per il proprio paese. Ecco, non so cosa dovremmo fare per invogliare, ecco, le persone ad avvicinarsi e a dedicarsi al volontariato. Forse dare più voce a queste persone che i media molto spesso, ecco, si dedicano più a raccontare le cose negative piuttosto che quelle positive. Secondo me invece dovremmo parlare più delle cose positive. Questo potrebbe essere uno strumento per avvicinare e invogliare di più le persone a lavorare per gli altri. Io insomma spero che io mi sbagli, ma io non la vedo come, ribadisco, così, non vedo un volontariato in crescita, ecco, ma un po' un volontariato che stenta ad avvicinarsi a lavorare per gli altri. Ecco, forse c'è un dato da tenere in considerazione, che l'aumento, ma è stato fisiologico, dei volontari durante il periodo Covid, e da lì insomma Protezione Civile o cose di questo tipo, o Croce Rossa, Croce Verde eccetera, ha avuto un grosso incremento di volontari. Probabilmente questo è uno dei motivi. No, volevo anche cogliere la palla al balzo riguardo un aspetto che hai toccato tu, Ruggero, appunto quello hai nominato prima, del scarso interesse delle persone nel creare una lista elettorale, anche civica, eccetera. No, ne voglio appunto approfittare perché proprio a maggio io insieme a Jacopo, che è qui presente, abbiamo chiuso il primo percorso di Accademia Tecnica Amministrativa, che è un'iniziativa attraverso un'associazione che è Identità Veneta, e abbiamo insegnato, non noi ma attraverso gli ospiti che abbiamo avuto, diversi aspetti che magari appunto lascio Jacopo raccontare un po' questa esperienza. Ma faccio in realtà un po' fatica a sovrapporre, perlomeno nel mio modo di vedere le cose, quell'esperienza al volontariato. È stata più una necessità di fare cultura e probabilmente una necessità mia, e a questo punto mi autocontraddico, nel portare le persone verso una forma strana di volontariato che si chiama politica, in questo caso sotto forma di amministrazione. Sociale, quindi civica, sociale. Sì, quello che è, sempre politica è. Okay. Perché anche il riferimento che hai appena fatto a quelle liste diciamo civiche sono rare, quelle veramente civiche. Adesso c'è l'abitudine di, visto che non si sa bene perché certa parte della politica dà fastidio ai cittadini che non vanno a votare, e quindi di mascherarle sotto forma di liste civiche che insomma si sa che ci sono dietro i partiti. Quindi tanto vale fare volontariato direttamente nei partiti, togliendosi da un po' da questa diciamo ipocrisia. E ciò detto, quindi ho parlato un po' della parte negativa, il volontariato è una cosa veramente encomiabile, è encomiabile soprattutto quando viene vissuto dal singolo come un momento di uscita, come un momento di apertura, come un momento di dono agli altri in qualsiasi luogo, a qualsiasi livello. Si parlava prima dei giovani, ben venga, togliamoli dai cellulari e mettiamoli anche a servire la società. Mi ripeto, ma spirito di servizio manca. Prego, se dovevi finire. No, per ora...
Allora, volevo giusto aggiungere un'ultima informazione riguardo appunto l'Accademia Tecnico-Amministrativa che riparte, questa volta direttamente ad Albignasego, presso il comune di Albignasego, dal 25 di ottobre. Chiunque fosse interessato a ricevere delle informazioni o a iscriversi, di fatto l'Accademia è gratuita, è necessario il tesseramento all'associazione, ma è gratuita, può scrivere all'indirizzo info@identitaveneta.it, identità senza l'accento, tutto attaccato, e può richiedere l'adesione per l'anno che sta per iniziare. È aperta a tutti, non solamente agli abitanti di Albignasego, quindi vi aspettiamo in molti. Passo la parola a Giorgio per chiudere il giro. Sì, sono state dette sulla base delle mie esperienze personali nel mondo delle associazioni, sono state dette tante cose che corrispondono al vero, altre che sono più o meno, ecco, i numeri che faceva riferimento Ruggero, anche secondo me non sono proprio questi, ma è vero anche che il discorso del Covid può aver innalzato questo numero di volontari. Credo, convengo anche ancora con Ruggero quando parla di alcune amministrazioni, insomma, comunali che fanno il petto largo quando un'associazione sportiva o non crea un evento o fa qualcosa di importante, ma nella realtà all'interno di quell'evento o di quella cosa là più che il patrocinio non hanno fatto. Accade spesso, io mi sono scontrato spesso con amministrazioni comunali per questo motivo qua. Quindi credo che sia fondamentale ormai il terzo settore e il mondo delle associazioni, questo è assodato, perché ci sono dei servizi che queste associazioni fanno che le amministrazioni comunali, regionali e statali non saprebbero neanche da che parte partire e probabilmente non avrebbero neanche le potenzialità economiche per poter farle, perché il volontario è volontario, non viene pagato e lo fa. Quindi sotto questo punto di vista l'importanza è enorme, è un'importanza superiore anche a molte più cose che succedono all'interno di un'amministrazione, secondo me. Detto questo, consiglio che io posso dare alle amministrazioni e alle associazioni che sono all'interno di un comune, di una città, ecco, molto spesso ho visto che tutte, pur nel loro operato importantissimo per settore, lavorano stagne, cioè io sono l'associazione sportiva, io sono l'associazione per la terza età, io sono l'associazione per i portatori di handicap, e molto spesso non sono coordinate. Ecco, una cosa che potrebbero fare per esempio le amministrazioni per aiutare e per essere aiutata come amministrazione è coordinare meglio tutte queste associazioni, perché poi ognuna, per carità, segue il suo filo e porta il suo contributo a livello di volontariato e a livello di produttività all'interno della comunità. Però manca questa organizzazione e molto spesso queste cose che vengono fatte, pur, ripeto, nella loro importanza, sono settoriali e poi magari perdono anche un po' la loro importanza di fondo nell'essere fatte. Secondo me questo tipo di coordinamento di queste associazioni aiuterebbe anche i giovani a essere inseriti meglio all'interno, cioè piuttosto di avere molti comparti stagni, averne uno unito che insomma sovrintende alle opere di queste associazioni, aiuterebbe anche l'inserimento di nuove persone nel volontariato. Ecco, ti ringrazio Giorgio perché hai dato degli spunti molto interessanti. Visto che qui abbiamo un amministratore e abbiamo anche un ex presidente regionale, comunque ancora dentro al Comitato Paralimpico, volevo anche capire insieme a loro quali sono le ragioni di queste difficoltà che appunto hai portato all'attenzione. Partiamo da Giovanna. Se devo parlare della mia esperienza,
Giorgio. Giorgio. Devo anche dire che ci vuole un grande lavoro di squadra. Quando io ero assessore o quando ero sindaco, comunque abbiamo sempre lavorato molto su questo concetto di lavorare in rete, perché è giustissimo. L'obiettivo, se tu lavori in rete, puoi dare molti più servizi, puoi essere molto più anche protetto, tra virgolette, avere degli strumenti che fanno bene anche all'associazione stessa. Quindi posso dire che per esperienza personale il lavoro di creare questa rete è faticoso, ma porta molti frutti. Io l'ho portato avanti assieme ovviamente alle associazioni del territorio di Selvazzano, perché era lì che ho fatto la mia esperienza. Abbiamo avuto delle grandissime soddisfazioni e, come dicevi giustamente tu, questo ti permette di anche investire su dei percorsi formativi che coinvolgono tutti, in alcuni eventi che coinvolgono tutti, e ovviamente il successo, chiamiamolo successo, o la soddisfazione si amplifica. Guarda, recentemente sono stata alla festa delle associazioni in Prato della Valle, ed è stata una giornata incredibile, ovviamente di festa, ma anche lì c'è stata l'occasione di conoscerci tra associazioni, di conoscersi ed è un momento veramente importante, perché si creano quelle relazioni che poi diventano sempre utili. Nel piccolo, per esempio, Selvazzano quest'anno ha fatto rete anche con un altro comune vicino, Rubano, e c'è stato un grosso bando vinto grazie all'unione di queste due realtà con le varie associazioni consolidarie, insomma, e stanno facendo un sacco di iniziative grazie a questa rete che effettivamente funziona ed è veramente, secondo me, l'unica strada da percorrere, perché se ciascuno guarda sé, che un po' i campanili ci sono un po' dappertutto, perché insomma sia nello sport che in tutte le varie associazioni, ovviamente uno pensa che esista solo la propria associazione, ma oggi con i problemi che ci sono, con il discorso anche insomma che qualcuno accennava prima alla riforma del terzo settore, c'è molta più attenzione, molta più burocrazia, che non è stata messa lì per rompere le scatole, ma per proteggere, perché altrimenti a volte si corrono anche dei rischi che insomma non ha neanche senso correre. Quindi situazioni dove ci si mette assieme esistono, e come giustamente hai detto tu, però bisogna continuare a lavorarci, ecco, e non nasce niente a caso, non è che nasce niente spontaneo. Dietro c'è un grande lavoro, un grande investimento di energia, e qui le amministrazioni dovrebbero lavorare insieme. Sì, non sempre viene dato il giusto peso a questa cosa qua, che ecco, come ci puoi confermare anche tu, se posso darti del tu, certo, come amministratrice, ha una rilevanza e un peso importante per la comunità, che il terzo settore funzioni e che il terzo settore possa lavorare bene all'interno della comunità. Ruggero, approfitto invece per affrontare con te l'altro problema, e cioè ci sono delle associazioni, adesso parlo nel tuo caso, che non hanno abbastanza sostegno economico, per esempio dalle istituzioni, come può essere un comitato, piuttosto che il CONI, piuttosto nel tuo caso specifico ovviamente parliamo di sport. Sì, nelle associazioni in generale hanno davvero bisogno, ecco, di essere sostenuti economicamente, e anche nel settore paralimpico non è sempre facile far quadrare non solo i bilanci, ma trovare le risorse, ecco, per fare varie iniziative e promuovere. Tutto sommato, insomma, lo sport paralimpico negli ultimi anni sta avendo un grande successo, non solo di risultati, ma anche di presa di coscienza della cittadinanza. Diciamo che negli ultimi 12-13 anni, a partire dall'ultima Paralimpiade del 2012 di Londra, lì è stato sdoganato proprio lo sport paralimpico, siamo entrati finalmente nelle famiglie dove ci sono innamorati che adesso, come ascolti, quando ci sono le Olimpiadi e le Paralimpiadi, ecco, sono più seguite più le Paralimpiadi che le Olimpiadi, quindi
lo sport, insomma, paralimpico ha sensibilizzato l'opinione pubblica e ha fatto cadere tanti pregiudizi. Comunque, per ritornare nel volontariato, ecco, mi piacerebbe parlare, ecco, di sport paralimpico, ma questa non è la serata, non è la serata, quindi concordo anch'io che c'è bisogno nel territorio, nelle amministrazioni comunali, ma anche nello sport, che sia olimpico o paralimpico, a coordinare è molto importante. C'è questa carenza, perché ogni associazione fa scuola a sé, invece se ci fosse un coordinamento e sentire le varie esperienze che si trasmettono tra di loro le associazioni sportive, ma anche le associazioni, ecco, di volontariato del territorio, del comune, fare degli incontri a sentire le varie carenze, le varie esperienze, a comunicare le proprie idee, sarebbe sicuramente importante. Concordo, io abito a Villa del Conte, mi pare che negli ultimi anni non sto proprio dentro a seguire, ma vedo che questa unione secondo me manca e sarebbe molto, molto utile. Passiamo a una seconda domanda. Il ruolo dell'associazionismo in ambito sociale è uno dei pochi strumenti in grado di dare il filo di speranza a tante persone che, oltre a una reale occasione di integrazione. Quali strumenti avete incontrato negli anni? E ripartiamo proprio da te, Ruggero. Non ho seguito bene la tua Stiamo domanda. stiamo parlando di associazionismo in ambito sociale e l'importanza appunto che ha in quest'ambito. Beh, è un'importanza notevole, insomma, ecco, parlo sempre del mondo sportivo, che lo sport è un modo, ecco, per coinvolgere i giovani, i meno giovani, ma adesso anche le persone con disabilità, è fondamentale per crescere, per stare insieme, per essere inclusivi, e lo sport è davvero uno strumento importante per mettere insieme tutto questo. Non so se ho risposto bene. Sì, no, certo. E sono punti di vista ovviamente personali, perché giustamente tu hai grossa esperienza nel tuo ambito, e quindi a livello sociale sicuramente io, visto che ci sono anch'io dentro, insomma, a Calcio Veneto for Disabled, so quali sono le necessità dei tesserati, ed è un grande, noi volontari ci spendiamo molto e facciamo un lavoro in ambito appunto sociale, cioè la socialità, le persone, lo stare insieme, cambiare completamente la vita delle persone che magari hanno delle difficoltà. E, come dicevo prima, l'unico filo di speranza per alcune persone è proprio l'associazionismo. Giovanna? Stavo pensando alla complessità di questa domanda che tu fai, che sembra la cosa più semplice della terra. In realtà associazionismo e sociale significa tutto, significa, come diceva anche Ruggero adesso, inclusione. Io, pensando all'esperienza anche come assessore ai servizi sociali, penso a quanto l'associazionismo, attraverso reali attività nel mondo sociale, la Caritas, piuttosto che tutte quelle associazioni che aiutano per esempio le famiglie che stanno vivendo un momento di disagio, che magari a volte non hanno neanche il coraggio di chiedere aiuto, e tramite tutto questo mondo che lavora forse un po', no, nascostamente, ma lavora molto,
che quindi non so, accoglie i bambini, magari aiuta le famiglie che non riescono ad andare a prendere i figli, a fargli fare i compiti. Sto pensando anche al mondo, insomma, nel quale oggi viviamo, per cui non so, la presenza anche di molte persone straniere che non conoscono bene la lingua. Cioè io ho visto veramente dei miracoli, passatemi il termine, attraverso appunto queste associazioni che magari aiutano il bambino, poi aiutano anche la famiglia, poi fanno emergere determinati bisogni, e questo è un dato di fatto, ed è chi vive nel mondo sociale attraverso tante associazioni che si occupano ognuno magari di un piccolo segmento, però insieme si può essere veramente d'aiuto senza arrivare magari a cose effettivamente estreme. Prima si è parlato di Croce Rossa, si è parlato di Protezione Civile, si è parlato, insomma, non abbiamo citato gli alpini, ma quando ci sono anche questi problemi che abbiamo appena, Matteo, prima parlavi, non so, del dramma che ci siamo tutti dimenticati, perché io a volte dico, ma abbiamo passato veramente il periodo della pandemia che forse non ci eravamo neanche tanto resi conto di cosa stavamo vivendo, e in quel momento è stata proprio l'esplosione di quanto siamo riusciti ad aiutarci l'uno con l'altro, occupandoci non dal punto di vista sanitario, che lì c'era chi si occupava dal punto di vista sanitario, ma chi si occupava di tutto il resto, e qua se non avessimo avuto l'associazionismo saremmo rimasti veramente paralizzati. Giorgio? Sì, guarda, io resto nel tema dei consigli, no? Per esempio, ho avuto il piacere di lavorare con associazioni contro la violenza sulle donne, ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con associazioni che gestivano le comunità dei ragazzi, diciamo, senza famiglia o che avevano dei problemi familiari, quindi venivano tolti dalle loro famiglie in una mancanza, e chiedo scusa se magari esco un po' da quello che è il filologico della discussione, in una mancanza che io personalmente percepisco di educazione civica in questi ultimi anni, per riportarla a conoscenza dei giovani, soprattutto questa educazione civica, senza il libretto classico della Costituzione, degli articoli, se nelle scuole facessimo entrare queste associazioni a parlare, a discutere, a spiegare, a sdoganare, perché non dobbiamo aver paura di entrare in una scuola media con ragazzini di 11, 12, 13 anni e parlare di violenza non dobbiamo aver paura, dobbiamo raccontare cosa succede, dobbiamo raccontare come evitare che succeda queste cose, dobbiamo portarle queste esperienze qua, perché, per fare un esempio, oppure al ragazzino che ha avuto purtroppo una famiglia difficile e hanno dovuto staccarlo dalla propria famiglia perché sennò lì il futuro suo era... Cioè, noi dobbiamo sdoganare queste cose all'interno delle scuole, così riportiamo questi ragazzi a capire meglio cos'è la funzione di queste associazioni e magari a spingerli a incuriosirsi, ad entrare a far parte di queste associazioni. Ecco, questo è, per restare nell'ambito, è un altro consiglio che mi sento di dare alle direzioni didattiche, non so a chi di preciso, adesso io non sono... Bisognerebbe andare molto in alto ma guarda che anche a livello locale si può fare, si può fare anche, io credo di sì. Il problema io ho un mio amico che è presidente, adesso non so la definizione esatta e vi chiedo scusa, del consiglio dei genitori della scuola media del comune X, non voglio fare i nomi, e lui potenzialmente con il preside, lo scambio più preside, ma potrebbe iniziare a fare un lavoro di questo genere qua, ma non dobbiamo aver paura di sdoganarle queste cose qua. Stavo dicendo, il problema reale oggi, si può, come hai detto tu, procedere in questa maniera, allo stesso modo nel quale si può fare un lavoro sullo sport, come già abbiamo parlato in diverse occasioni. Certo. Il problema è un altro, è che sta alla sensibilità del singolo dirigente scolastico
ad oggi, cioè se lo spazio viene concesso dal preside, come abbiamo detto prima, si può fare, se non viene concesso non si fa. Per quello dicevo, bisognerebbe arrivare in alto e dare una svolta a livello nazionale e dire benissimo, ci sono 8 ore che saranno dedicate a varie associazioni che si turneranno del territorio senza andare in cerca chissà dove, che può essere la protezione civile, può essere la Croce Rossa e sono cose specifiche, ma può essere anche, come hai detto tu, violenza sulle donne, antidroga, cose di questo tipo, insomma ci sono tanti argomenti da dover secondo me sviluppare soprattutto in quell'ambito e a quell'età lì, perché come hai detto tu, anch'io ho avuto l'occasione di partecipare, ho presentato delle serate per la violenza contro le donne. L'età media era dai 35 ai 40 in su. Sì. E questo è il problema, cioè è vero che serve anche per gli adulti perché ci mancherebbe altro, Sì. però se tu agisci ben prima hai risultati a lungo termine molto più ampi, ecco, quindi sicuramente... Matteo, tutto sta nel snoganare. Noi abbiamo sempre paura di trattare noi, mi metto in prima persona anche se non è un mio problema, abbiamo sempre paura di sdoganare questi argomenti ai nostri figli, no, invece è così che loro devono sapere a cosa porta a comportarsi in una maniera, a cosa porta a comportarsi in un'altra. Devono sapere, non dobbiamo aver paura di parlare con i nostri figli di queste cose qua. E questo ci riporterebbe magari ad avere, no, non che adesso tutti i ragazzi sono fuori di testa o cose, però un ordine un po' più preciso su quello su come affrontare la vita, su come affrontare le altre persone, su come porsi con le altre persone, che siano un uomo, una donna, una persona più giovane, una persona più anziana rispetto all'interlocutore. Quindi ecco, sarebbe una spinta anche per l'associazionismo questa cosa qua. Se posso, scusa, Sì, spero di non prego, togliere la prego. parola a nessuno. Prego. Mi veniva in mente, concordo assolutamente, oggi se viene fatto qualcosa nelle scuole è perché magari hai un dirigente o un presidente di consiglio d'istituto, presidente, insomma, rappresentante dei genitori che lavorano in sinergia, anche qua vedi, facendo rete le cose vengono fuori. E poi possono essere affrontati più argomenti. Io ho esperienze, per esempio, dell'associazione contro le dipendenze, per cui hanno fatto un percorso nelle scuole medie, perché purtroppo si è molto abbassata l'età, certo. I ragazzini bevono molto più e anche lì è stato fatto un bellissimo percorso di sensibilizzazione, cioè non aver paura di far capire bene ai ragazzi cos'è l'effetto dell'alcol, per esempio, e ho delle esperienze importanti che appunto sono state fatte grazie alla collaborazione. Esattamente come Matteo, non so se ne avevamo già parlato in altri momenti, i disturbi del comportamento alimentare, si è anche lì abbassato molto l'età e quindi c'è molto lavoro nelle scuole con associazioni che si occupano di questi problemi e fanno dei grandi lavori con le scuole in tutto il territorio, sempre grazie, vedi, a un dirigente o a una rete di insegnanti sensibili che forse Matteo tu l'hai colto in pieno, se ci fosse magari un ordine dall'alto sarebbe perfetto, perché allora a quel punto diventerebbe che costringono anche chi non vuole farlo a farlo. E secondo me dovrebbe essere una costrizione, perché non stiamo parlando di cose brutte, ma non stiamo parlando di cose brutte, stiamo parlando di cose molto utili. Infatti. Mi riaggancio solo all'ultima cosa prima di passare la parola a Jacopo. Anche quello che abbiamo fatto noi, non per tornare, per parlare di noi, però che abbiamo fatto noi con l'associazione, cioè dare educazione su come fare una lista civica, che sembra una sciocchezza, ma di fatto c'è disinteresse anche nei giovani a far questo. Cioè noi alla nostra accademia abbiamo avuto anche delle persone un po' più giovani che erano finalmente, stranamente interessate a questa cosa, e manca, oggi i giovani sono totalmente disinteressati non tanto alla politica, perché magari l'opinione ce l'hanno pure, ma proprio a prendere in mano una situazione e portarla a termine, come può essere l'elezione di un consiglio comunale, a livello sociale, cioè un impegno sociale per portare avanti le sorti di un comune, per esempio. Ecco. Jacopo. Ma, premesso che il giovane più giovane che c'è stato era mio figlio, costringere a fare volontariato è una bella contraddizione. Cioè, No, costringere a capire dei concetti.
Attenzione, abbiamo parlato di un'altra cosa. A scuola tu ci vai e sei costretto ad andarci fino a una certa età, c'è poco da fare. Sì. Decidono se farti fare matematica, italiano e magari educazione civica. Ah, vabbè, educazione civica, riprendiamo quella santissima Ma materia. la facciamo bene, questa Beh, è ben la volentieri, differenza. ben volentieri. Solo che tu hai commesso l'errore di scrivere nella domanda quali strumenti avete incontrato negli anni. Io più che strumenti ho incontrato persone che facevano volontariato e ne ho incontrate rarissime, preziosissime, delle perle nere, animate da vero disinteresse, da vero altruismo. Ho incontrato tanti conflitti di interessi, prima di tutto quello istituzionale. Allora, senza il volontariato la Croce Rossa non soccorrerebbe. Beh, santo cielo, ma bisogna stabilire se il soccorso alle persone è una cosa importante o no, e non ci si può affidare a una persona che legittimamente il giorno dopo dice senti mi sono stufato e la vecchia muoia in casa perché non c'è nessun altro che va. Quindi da un punto di vista diciamo di società bisognerebbe forse strutturare un qualcosa di parallelo e di istituzionale a determinati settori del volontariato. Approfittarsene per uno Stato non mi sembra la cosa giusta. Da un punto di vista personale ho incontrato tanti conflitti di interessi, nel senso che le associazioni, tanto per dire di aiuto per i familiari dell'Alzheimer, sono fatte di familiari dell'Alzheimer. Quindi anche lì sono quasi più sacrosanti e benedetti gruppi di autoaiuto, ma volontariato vero è un po' tirata. Quindi mi dispiace andare un po' controcorrente, ma ribadisco, di fulgidi esempi di altruismo puro ce n'è, ma sono rarissimi. E purtroppo devo darti ragione, è raro. Passiamo allora, abbiamo parlato di associazionismo e nell'associazionismo può esserci il volontariato, ma non per forza, perché ci sono varie figure, varie cose. Quindi adesso invece parliamo specificatamente del volontariato, che appunto è oggi importante se non fondamentale, l'abbiamo già più o meno accennato in certi settori, pensiamo per esempio alla protezione civile, come anche appunto abbiamo detto la Croce Rossa, ma ci sono sicuramente altre realtà che reggono di solo volontariato. E volevo sentire da Giovanna se può portarci magari qualche esempio, qualche esperienza personale riguardo il volontariato. Io c'è di associazioni che sono assolutamente, che si reggono sul volontariato, ne conosco veramente tante, e dal gruppo di persone che una parte, non so se vi ricordate qualche anno fa, che c'erano i bambini che arrivavano da Chernobyl perché venivano a passare l'estate qui, quindi si erano formati questi gruppi di persone che accoglievano questi bambini e queste associazioni oggi non ci sono più questi bambini da Chernobyl, però loro continuano a lavorare per i bambini, per esempio da me fanno fare i compiti al pomeriggio e sono essenziali perché magari hanno la mamma che lavorano, le mamme lavorano, questi bambini vanno in questo luogo, di solito in una sala civica, gli fanno fare i compiti, la merenda, e queste associazioni sono puramente di volontariato e vivono di aiuti, ma neanche si organizzano magari la cena, la lotteria e si prendono quelle risorse e non chiedono neanche niente, cioè alla fine vabbè magari come comune gli dai la sede, ma il resto sono autonomi, autosufficienti. Altre associazioni, le Caritas obiettivamente sono persone che lavorano a livello, sono tutti volontari e fanno le varie iniziative in parrocchia più o meno, nei centri civici, e fanno tantissimo. Cioè io veramente forse ho la fortuna di aver avuto un'esperienza, di continuare a vivere questa esperienza, quindi forse sono un po' meno pessimista di Jacopo e trovo invece veramente tante persone che si dedicano, magari persone che possono anche essere in pensione nella maggior parte dei casi, perché devi avere anche determinate disponibilità di tempo, oppure quelli che lo fanno il sabato e la domenica perché magari danno il loro contributo. Io insomma queste comunità dove vengono accolti magari i ragazzini le conosco in prima persona, e anche lì il volontario è fondamentale perché
magari come realtà puoi avere determinate figure professionali, l'educatore, ma il volontario che ti guida il pulmino, che li va a prendere a scuola, che li porta nel centro, oppure le signore che vengono ad aiutarti a fare le pulizie, sembrano tutte cose magari scontate, che scontate non sono, e sono tutte persone veramente che dedicano volontariamente dentro al nido. C'è un micronido, ci sono delle volontarie che vengono ad aiutare le maestre perché magari per star dietro meglio i bambini, e sono tutte volontarie, cioè io potrei fare veramente l'elenco. Un'altra grossa esperienza che ho vissuto, dicevo prima, dell'ACAT, questa associazione pazzesca che lavora, fa automutuo aiuto, tutte persone volontarie che magari hanno passato questo momento di difficoltà e diventano a loro volta, cioè si mettono a disposizione per chi sta vivendo un momento difficile. Esperienze bellissime, ma a livello di Padova, ma a livello proprio nazionale, li ho conosciuti, sono andata anche a degli incontri nazionali, ma tutti animati dallo stesso spirito, cioè il fatto ho passato un momento difficile, c'è stato un gruppo che mi ha aiutato a uscirne, a mia volta voglio essere d'aiuto a qualcun altro, una forza incredibile. Cioè io... Colgo una sorta di conflitto di interessi anche in questo. Questa è una restituzione, non è che mi alzo la mattina e vado lì, senza avere un background, come dici tu, appunto di qualcuno che a mia volta mi ha aiutato in quel momento. Bellissimo, però ribadisco, il puro spirito di servizio è più raro di così, per quella che è la mia esperienza. Ma scusa, Vai. dipende anche da come uno, cioè, detta tra noi, ognuno di noi fa delle esperienze nella vita. Certo. Logicamente le esperienze ti portano a maturare determinate scelte o a metterti a disposizione. Detta Jacopo, tu insomma essendo medico magari me lo insegni. Io conosco molte famiglie che hanno attraversato il dolore di aver perso un figlio, per esempio, e trasformano questo dolore in generosità, e magari sono gli stessi che poi si occupano, che fondano delle associazioni, che fanno raccolte fondi, che aiutano, scusate, che aiutano magari altre realtà o altri genitori che stanno vivendo questo momento di difficoltà perché magari hanno il figlio malato come l'avevano loro. Certo. È ovvio che chi attraversa determinate esperienze magari si sensibilizza e magari coinvolge anche altre persone che condividono gli stessi obiettivi. E ben venga, ma è un modo per positivizzare un qualcosa. Lo spirito di servizio puro, l'ho incontrato anche recentemente, ho una collega che ha avuto un'esperienza per cui è stata in Bosnia, lei non ha avuto esperienze di guerra e così via, ogni anno va in Bosnia ad aiutare per qualche tempo, per una settimana, senza niente in cambio, chapeau. Quello è uno spirito di servizio puro. Il resto, se vogliamo, è anche terapeutico, appunto, per determinate esperienze negative che si sono vissute. È meglio così che non chiudersi in se stessi, in casa e così via. Per quanto mi riguarda, il volontariato è altro. E allora qual è il volontariato? Te l'avrei fatta io la domanda. Scusa, non Sì, è la volevo stessa rubarti, cosa, no, ha fatto non volevo bene. rubarti. Ma sapete che qui da me è un po' un salottino, quindi insomma non ci sono problemi anche se intervenite voi. Ma comunque Jacopo, concettualmente quello che dici non fa una piega. Però è pur vero che anche nella vita quotidiana di ognuno di noi poniamo più attenzione quando una cosa ci capita. Questo è senza dubbio vero. Quindi, cioè, quando si parlava per esempio prima hai citato dell'Alzheimer, no? Che Sì. molto spesso queste associazioni sono formate da persone che hanno avuto in famiglia il problema dell'Alzheimer. È vero, ma anche nel calcio. Nel calcio c'è il genitore che fa il dirigente volontario finché è il ragazzino suo che gioca. Quando il ragazzino smette il papà va via. Esatto. Però noi dobbiamo cercare di cogliere il positivo da questo. Questo papà per 7 anni, 8 anni l'abbiamo avuto volontario, tirava sui birilli e segnava il campo col gesso, perlomeno, no? Per fare un esempio calcistico. Certo. Però concettualmente quello che dici,
obiettivamente non fa una piega, cioè il volontariato puro, questo penso intendesse a quello che si alza la mattina e va fuori dalla porta e fa volontariato. Effettivamente questa forma è rara, concettualmente hai ragione, però è anche normale, ripeto, perché nella nostra quotidianità ci avviciniamo alle cose quando ci succedono, sia quelle positive che quelle negative. Quindi è normale che poi di conseguenza le associazioni, in questo caso che parliamo di associazioni, nascano perché sono successi eventi positivi o negativi che siano. Insomma. Quello dove voglio arrivare è il passettino successivo, cioè il concetto di regalare del proprio tempo agli altri o addirittura dello scambiare del proprio tempo agli altri o di condividere con gli altri. E questo, attenzione, che è un modello economico che parte dall'osservazione da parte degli anglosassoni dei paesini delle nostre Dolomiti, dove se Tony Sugarman non si presenta poi un giorno al bar, tu ti vai a vedere che fine che ha fatto. E arriva alla concettualizzazione, sempre anglosassone, del superamento del modello lib-lab, liberismo-laburismo, fino ad arrivare alla concettualizzazione di una cosa che si chiama comunitarismo. E qui faccio spoiler perché avendo la scaletta, la proposta successiva è proviamo a fare un esperimento di comunitarismo in determinate zone geografiche ristrette, poi vediamo come. Matteo, scusa, sì, prova prego. a leggere nella testa di Jacopo. Infatti, No? grazie. La domanda è, poi Jacopo dimmi se sbaglio, se non fosse successo qualcosa a quella famiglia, a quella persona, si sarebbe mai approcciato a fare il volontario per quella cosa o per quell'altra cosa? Questo è Forse un po'... no. Forse no. Forse no. E magari no. O Probabilmente, forse sì. probabilmente no, però esiste e prendiamolo per buono, insomma, ecco, questo era Io per volevo chiudere- portare la mia esperienza personale e come ho iniziato più o meno a fare volontariato, perché stiamo parlando di, se ho capito bene con Jacopo, una killer application, cioè un avvenimento che ti porta ad iniziare una cosa che altrimenti non avresti fatto. Sì. Giusto? Ecco, io nel 2003 ho fondato una polisportiva che all'epoca non era una polisportiva ma era una semplice squadra di calcio a 5. Perché? Perché nel 2000 purtroppo ho fatto un incidente abbastanza importante e mi ha impedito di continuare la mia attività sportiva nel calcio. Io giocavo in una squadra abbastanza importante e ho dovuto smettere a livello agonistico perché i tuoi predecessori mi hanno detto non puoi più fare questo tipo di attività. Ecco, cosa ho fatto? Ho detto bene, non posso più giocare in ambito agonistico, mi creo la squadra amatoriale. Ho creato la mia squadra di calcio a 5 amatoriale, ci ho giocato un anno, poi mi sono reso conto che effettivamente non potevo portare avanti questa cosa, ma mi sono impegnato a portarla avanti per gli altri. Quindi di fatto io sono sempre stato volontario nella mia polisportiva perché non solo non ho preso un centesimo, ma ce ne ho messi tanti di soldi, ma l'ho fatto con molto piacere perché in 20 anni circa ho avvicinato oltre 1000 persone e diciamo nel complessivo una cinquantina di volontari. Oggi sono contento di vedere dei ragazzini che avevano 15 anni, sposati, che magari vivevano in certe situazioni sociali particolari, diciamo senza andare troppo nel dettaglio, vedere che sono sposati con figli e che stanno benissimo. Quindi insomma, quello che dicevamo prima, il ruolo sociale è molto importante in quello che fai, basta un avvenimento qualsiasi per generare chissà quanto volontariato. Quindi ben venga che succedono avvenimenti anche brutti, particolari, eccetera, che però portano del benessere per altre persone, secondo il mio punto di vista. Ruggero, ecco perché volevo chiudere con te riguardo questo argomento appunto del volontariato e dei volontari. Tu ne conosci una marea perché... Sì, diciamo che il volontariato, anche dalla discussione che è stato fatto, insomma, c'è da apprezzare certe persone che si avvicinano e fanno volontariato, quelle che proprio non hanno nessun caso. Certo, come è stato detto,
se io ho il figlio che va a calcio e mi avvicino, do una mano all'associazione, insomma il merito è soprattutto perché ha il figlio che fa calcio e così via. Quindi io rimango davvero basito, sorpreso e ammirato quando vedo delle persone che hanno un certo impegno verso gli altri e che non sono coinvolti con la famiglia, con se stesso, ma Esatto. quelli è davvero un volontariato che mi piace tanto, che a volte mi lascia addirittura sbalordito. Il volontariato però va anche aiutato. Abbiamo già detto che, non dico tutte, ma quasi tutte le associazioni sportive, ma anche non nello sport, si sostengono, vanno avanti con il volontariato, ma ahimè molto spesso vanno messo, si dice, il palo tra le ruote. Nel mondo dello sport, la riforma dello sport che è stata fatta un anno e mezzo, 2 anni fa, anche il volontariato bisogna metterlo in regola, quindi hanno frenato le persone ad avvicinarsi a dare una mano per quanto riguarda lo sport, perché il presidente di società si vede in difficoltà perché deve metterlo in regola, c'è tutta una storia da rispettare. Ecco, bisognerebbe, secondo me, aiutare molto di più le persone che danno la loro disponibilità, e bisognerebbe parlare anche proprio di più, anche come facciamo questa sera, di dare riconoscenza a queste persone. Ecco, i media dovrebbero aiutarci su questo, fare delle interviste, parlare anche delle cose positive, non sempre di quelle negative. Le cose positive si parla davvero poco. Ecco, questo è un invito, ecco, che faccio. Perché le persone, la cittadinanza ha bisogno del volontariato. Andiamo anche nei piccoli paesi, ecco, nel piccolo paese uno che lavora per la Sagra, tanto per fare un esempio, quello vorrei dire che dovrebbe essere una cosa normale, spontanea, che dà la propria disponibilità perché lavora per il proprio paese, eppure anche lì vediamo un po' un calo, un po' di disaffezione, persone che dicono ma fanno comunque, fanno anche senza di me, e invece non è così. Bisogna, secondo me, ecco, dare più importanza, fare passare di più questo messaggio, ecco, del bisogno delle persone volontarie in tutte le situazioni, e invece a volte bisogna tirarle, ecco, come facciamo noi, per esempio, andiamo fuori dal volontariato, ecco, persone con disabilità che fanno sport, che sono aumentate negli ultimi anni, ma sono davvero ancora tante, troppe le persone con disabilità che per vari motivi, ecco, non si avvicinano. Eppure io, che ho insistito a volte a far provare persone con disabilità a provare a fare sport, che non volevano, ma poi ancora adesso, insomma, ti ringraziano, ecco, per aver insistito, perché vederle, ecco, con il sorriso in bocca fa davvero molto, molto piacere. E così è nel volontariato. A volte bisogna anche tirarli fuori, bisogna anche chiamarli, perché c'è bisogno di persone che danno la propria disponibilità, ecco, per gli altri. Così il nostro paese può crescere anche umanamente parlando. Assolutamente. Bene, allora io passo la parola alla regia per una breve pausa pubblicitaria. Non cambiate canale, restate con noi. Rieccoci in diretta e ripartiamo con un'altra domanda. Facciamo una bella domanda secca ai nostri ospiti. Se dovessi darti una nuova sfida personale in ambito associazionistico e del volontariato, come ti spenderesti? Sono accettate anche proposte innovative. Partiamo da Giovanna.
sì, sto pensando. Perché ne hai toccati tanti di ambiti. Per esempio, prima sempre collegandomi, perché è molto stimolante anche ascoltare, insomma, gli amici con cui, insomma, siamo seduti qui in questo salottino, come l'hai definito tu, Matteo. Mi piacerebbe fare un'esperienza di, come diceva Jacopo prima, per esempio c'è un'associazione, una realtà che io stimo da lontano, che si chiama QAM, e per esempio dico quante persone coinvolge questa realtà, e magari provare con quello spirito lì, senza partire magari, lavorare con lo spirito di Don Dante, no? Spieghiamo infatti ai telespettatori, perché magari non conoscono il QAM, i Medici per l'Africa. Esatto. E noi abbiamo un carissimo amico in comune che è Don Dante Carraro, Esatto. che ne è il direttore. Ecco, ed è una grande opera di volontariato, perché lì si parla veramente di volontariato. E lì mi colpisce sempre, perché magari ho l'occasione, insomma, ho avuto l'occasione anche di andare ai suoi meeting, di avvicinarlo anche alla presentazione dei libri che lui fa, o a qualche cena, insomma, che vengono spesso organizzate delle cene a sostegno di tutti i progetti che lui ha in Africa. Ma vedere come riesce a coinvolgere tantissime realtà, tantissime persone. Per esempio, io ho un amico che è un avvocato e che va, perché è appassionato di moto, lui fa delle missioni in moto, va in Africa con questa associazione, e dove non arrivano con le macchine vanno con le moto a portare i vari farmaci di villaggio in villaggio. Quindi, tornando alla tua domanda, mi piacerebbe fare un'esperienza forte, un'esperienza che avere la possibilità, perché lì vuol dire avere anche del tempo libero, vuol dire potersi prendere, ma magari lo fai nel tempo delle vacanze, cioè le tue ferie, anziché andare in ferie, fai un'esperienza di questo tipo. Ecco, forse vivere in prima persona un'esperienza così forte probabilmente porterebbe qui, magari, che lo sa, potrebbe cambiarmi e farmi magari vivere le cose qui, perché io dico sempre che la missione poi è tutti i giorni, nella quotidianità della vita che ciascuno di noi fa, forse con uno spirito diverso. Per cui anche l'idea che mi hai fatto venire in mente, sempre mettendo insieme tutte le varie provocazioni o contributi, più che provocazioni, che ho sentito stasera, è quella di dire sì, senza partire dall'esperienza personale, magari fare una cosa forte, vedere cosa questo ti può portare a cambiare. Hai detto una cosa molto bella che mi è piaciuta, hai detto bisogna farlo tutti i giorni e nella nostra quotidianità, dove siamo, nella nostra famiglia. Ecco, a mio vedere parliamo non tanto di volontariato, di associazionismo, ma anche di fare del bene. Parliamo più in generale di fare del bene. Tante volte si cerca di fare del bene fuori, ma magari poi in casa non lo facciamo. Ecco, no, questo è uno spunto di riflessione interessante. Ruggero, come ti reinventeresti? Questo succede purtroppo, che magari uno si impegna più fuori, succede anche questo, e magari trascura magari la famiglia, o per sport, o per lavoro, o per altre cose. A volte succede anche questo. Io rimango sempre nello sport paralimpico. A me piacerebbe, insomma, continuare a impegnarmi intanto per promuovere, perché sappiamo che nel Veneto abbiamo circa 3.000 atleti agonisti disabili che fanno sport, però sappiamo che sono molti di più. E quindi, ecco, l'impegno mio, ma anche faccio un invito alle persone con disabilità, ma anche a chi lavora in questo ambito, e a tutta la cittadinanza e le persone, ecco, di dare una mano, di promuovere, di far passare questo messaggio, perché ho visto tante persone che erano tristi, che erano sole, che erano abbandonate, e facendo attività sportiva
hanno trovato una famiglia, hanno cominciato a sorridere, a divertirsi, girare anche il mondo. Quindi questo è il mio invito e il mio auspicio. Che bravo. Giorgio? Ma io mi riallaccio un po' a quello che ho detto prima, mi piacerebbe far parte di un qualcosa che possa aiutare gli adolescenti a conoscere sul campo l'educazione civica. Quindi un qualcosa che li porti a conoscere attraverso le associazioni già esistenti che abbiamo citato prima, per fare degli esempi, in modo che questi ragazzi la vivano sul campo l'educazione civica più che su un libretto con i 40 articoli scritti. Ecco, mi piacerebbe molto far parte di un qualcosa che possa aiutare gli adolescenti, abbiamo detto anche prima che è la fascia di età dove dopo quello che hanno imparato, poi se non hanno imparato bene sono guai. Questo mi piacerebbe fare. Posso Prego, dire prego. una cosa all'amico? Sai Giorgio, mi hai fatto venire in mente un'esperienza che stiamo vivendo nelle varie amministrazioni, perché è un progetto che viene portato proprio che si chiama Ci sto a fare Sì, fatica. esatto, esatto. Quella cosa lì, e io ti immaginavo già, perché c'è sempre bisogno della persona adulta che accompagna i ragazzi. Sì. Adolescenti, proprio la fascia delle superiori, 15, 14, 15, 16 anni, in vacanza, anziché a girare così tanto per far passare il tempo, da impegnarsi per la propria comunità in modo, guarda, io ho visto, quest'anno ne avevamo 70. Sì, sì. Io l'ho seguita ad Albignasego, questa cosa qui, non in prima persona, ma abito a Albignasego e l'ho seguita grazie al sindaco Giacinti. Sì. Ed è importante questa cosa qui. Cioè, Qui si parla nel caso specifico della pulizia dei parchi piuttosto che... Però è un impegno, no? È un impegno. Questo farebbe parte del filone dove a me piacerebbe, ecco, se avessi la possibilità di impiegare il mio tempo libero lo farei su questo tipo di attività. E i ragazzi è incredibile come la passione che ci mettono e la soddisfazione di dire, anziché scrivere sui muri, li puliamo e l'abbiamo fatto noi e ci impegniamo a fare in modo che rimanga. E questa è una cosa che a me, per esempio, però io andrei proprio ancora a sdoganare a scuola cose più forti, perché è lì che si avevano iniziato a fare delle pubblicità, adesso le fanno un po' meno, no? Pubblicità progresso. Pubblicità progresso, dove il messaggio era forte. Io porterei questo tipo di messaggio strutturato per l'età dei ragazzi, ma lo porterei perché solo nel campo, sul campo, ecco, avrebbero la possibilità. Associazionismo culturale a tutti gli effetti. Esatto, sì. Parliamone Giorgio, quindi volentieri. Sarebbe bello, perché tanto è l'unica maniera che abbiamo per riprenderli a livello civico. Jacopo, così chiudiamo il cerchio. Beh, diciamo che la proposta innovativa e il volontariato lo stiamo facendo insieme, Matteo. Per quello dicevo, parliamone anche con Giorgio, ampliamo la cosa un po' anche. E quindi stiamo tentando di creare la cultura della conoscenza tecnica rispetto all'impegno nel gestire una cosa che si chiamava cosa pubblica, no? E questo come un po' concetto più culturale di fondo. Per quanto riguarda il volontariato mio, mi hai evocato, Giovanna, un mio vecchio pallino, che sarebbe quello di andare in Africa a fare il medico. L'unico timore è che non torno più. Se parto mi viene il mal d'Africa a vedere i documentari, quindi figuriamoci. Oltre al fatto che, insomma, avendo 3 figli, fatto salvo che la vera volontaria è mia moglie, qualcosa devo anch'io dare una mano, e appunto in famiglia, come si diceva prima. Bene, siamo giunti all'ultima domanda e l'abbiamo parlato, l'abbiamo già un po' argomentato, ma entriamo ancora più nel vivo. Terzo settore, e parliamo specificatamente della riforma che ha ridisegnato completamente le sorti dell'associazionismo e del volontariato. Cosa ne pensate? Partiamo da Ruggero. Tu l'hai vissuta molto
da vicino, diciamo, perché lo sport è stato preso bene. Sì, però della riforma, a parte che non è ancora conclusa questa riforma, è sempre in evoluzione, diciamo che regola lo sport non è tanto l'aspetto sociale, ma che regola il mondo dello sport è stata la riforma dello sport, insomma, regolamentare. E lì, come ho accennato prima, non ha aiutato le piccole associazioni, perché le associazioni che si sostengono, che mandano avanti l'attività, soprattutto con il volontariato, ahimè, adesso si trova che la società deve quasi, non dico assumere, ma una certa forma, ecco, di assunzione, e questo crea difficoltà burocratica prima e anche economica poi. La riforma, insomma, dello sport non ha aiutato le piccole e medie associazioni. Vanno bene, ecco, questa riforma poi doveva fare una distinzione perché è uscita soprattutto per regolamentare le grandi società, però non si può mettere nelle stesse regole, ecco, le esigenze che ha le piccole società con le grandi. È stata anche modificata questa riforma, ma ancora ha lasciato tante lacune, tante difficoltà, ecco, tanto è vero, insomma, che oggi avviare, costituire una nuova associazione, le persone ci pensano due volte, perché è sempre più difficile, e quindi davvero va il nostro riconoscimento a quelle associazioni che tengono duro, che continuano nonostante, ecco, le difficoltà. Io aggiungo che per colpa di pochi ne stanno rimettendo in tante piccole realtà. Questo è purtroppo perché ne hanno approfittato in vari ambiti, e quindi parliamo ovviamente dell'ambito economico principalmente. Sì. Giovanna. Sì, mi hai proprio tolto le parole di bocca, nel senso che è stata fatta sicuramente per mettere delle regole, sicuramente qualcuno ha usato anche il volontariato per nascondere in realtà altre attività, e questa cosa purtroppo è andata a discapito di chi invece l'ha sempre fatto in modo cristallino, puro e con lo spirito giusto. Quindi io tendenzialmente, insomma, penso che ormai mi conoscete, tendo sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno, quindi tendo sempre a pensare che anche con questa riforma si vuole mettere ordine, si vuole forse anche dare degli strumenti, perché è complesso, è difficile, e purtroppo i rischi che si corrono sono tanti, quindi l'idea di aver messo anche un po' di regole, di pulizia, passatemi un termine che non è adatto, ma insomma ci stava, ci andava. Qui ecco, io sto pensando al grande lavoro che fa il Centro Servizi Volontariato, per esempio, che è una realtà nel nostro territorio, come in tutti i territori provinciali, delle province, esatto, che dà una mano, soprattutto ha un'attenzione importante per le piccole realtà, proprio per accompagnarle. Stavo anche pensando, spero di non esagerare con questo mio pensiero, che magari sai, 1000 associazioni che nascono a volte diventa una dispersione anche di tante energie, forse è anche un modo per dire cerchiamo di convergere, non funziona in tutto, Ruggero, questa cosa, no? Però io lo vedo in tanti ambiti del sociale, che io faccio un'associazione, io invento, faccio un'associazione. C'è molto personalismo, esatto, esatto, allora dopo diventa appunto che non è più l'obiettivo da raggiungere insieme, ma io. Ecco, con la riforma probabilmente si vuole
non è perfetta e sicuramente va modificata la cosa, però io dico anche che per me l'obiettivo era sano, era positivo, era quello di dare un aiuto che dopo magari non si è rivelato così, perché io mi ricordo tutte le lamentele, i corsi che facevamo, che organizzavamo proprio anche per far comprendere, per aiutare, perché a volte non si capiva neanche cosa uno doveva fare, parlo delle associazioni esistenti. E quindi è un percorso che però, come dicevi Matteo giustamente, per colpa di pochi, obiettivamente, poi alla fine hanno dovuto prendere dei provvedimenti. Giorgio? Ma è stato detto praticamente tutto. Concordo con Ruggero che la riforma del terzo settore, nello specifico nello sport, ha portato a parecchie associazioni sportive grosse difficoltà. Sì. È anche vero però che molte associazioni sportive che nascevano forse esclusivamente per altri interessi sono Crollate? sono, altre piccole realtà si sono unite con piccole realtà magari a 1 chilometro di distanza, però convengo con Ruggero che se facciamo un esempio del calcio, okay, è facile che Legnaro si unisca con Saonara perché il calcio è, ma se parliamo di un'associazione sportiva come la presenta Ruggero, non è che ce ne siano 200 in giro di associazioni sportive e ce ne sia una a Ponte San Nicolò, una a Volta Barozzo, una che si possono unire. C'è la sua e altre 3, 4? Sì, beh, il suo è un comitato un po' diverso, Sì, però sì, no. il concetto è giusto, Però, certo. hai capito, nel senso... Sono pochi gli atleti, quante bisogna sono concentrarli. queste, Sì. Ecco, quando si parlava di distinzione sarebbe giusto che la riforma avesse una distinzione, e questo vale anche per le associazioni culturali, anche lì teatrali e quant'altro, anche loro hanno avuto le stesse identiche problematiche, non è che anche lì fossero tutte rose e fiori. Il concetto è come in politica, quando mettono la tassa patrimoniale, il ricco ne risente poco e il povero ne risente Poi nello più. specifico chi ha ideato la riforma dello sport, o almeno il nome, a me piacerebbero che le cose fossero fatte dagli addetti ai lavori, ok? Perché il signore che ha ideato la riforma dello sport, che non ha mai praticato sport in vita sua, non può fare la riforma dello sport, ok? Sono d'accordo. Io sono di questa idea qua, ma non voglio parlare di politica rosso, bianco, blu e verde. è giusto. Parlo di competenze. Se tu non sei competente, no. Lascia il lavoro a qualcun altro, sono Lascia d'accordo il anch'io. Questo è... E chiudiamo il cerchio con Jacopo. Allora, volontariato e associazionismo, indipendentemente dalla purezza di cui parlavo prima, nascono senza ombra di dubbio per dare una risposta spontanea ad un bisogno, di pochi o di molti. Questo bisogno evidentemente era, o questa risposta a queste associazioni erano evidentemente lasciate al mercato, al legislatore qualcuno se ne sarà approfittato, qualcuno è diventato scomodo per qualcun altro e quindi il legislatore ha voluto intervenire per regolamentare. Bene. Facendolo, evidentemente da quello che abbiamo sentito, in maniera approssimativa, perché gli mancava la tecnica. Quello che dico è, perché queste associazioni, questi volontari, che tappano una falla di un qualcosa che non è evidentemente gestito e da un servizio che non viene offerto dallo Stato, non si pongono come interlocutori tecnici istituzionali quando la politica si muove? Quindi, per assurdo, utilizzando questa riforma del terzo settore, perché non confederarsi in modo da diventare degli enti parapolitici? È una bella provocazione. Beh, perché no? È che poi entri nella politica e... E qual è il problema di entrare nella politica? Cosa c'è di male nella politica, No. se fatta bene? Ecco. Adesso hai centrato l'obiettivo. Se è fatta Mancava bene. questa caratteristica che è fondamentale perché altrimenti... Per fortuna che fatta c'è bene. l'associazione di Identità Veneta che insegna a fare bene la politica. Bene. Bene, allora io inizio con i saluti e ringrazio i miei ospiti, Jacopo Cepparo.
Grazie a voi della pazienza, visto che stasera ho provocato duro. Ruggero Vinnai, Ciao a tutti. Giovanna Rossi Grazie davvero per questa opportunità e forza sempre, viva il volontariato. e Giorgio Siorini. Grazie Matteo, grazie a tutti. Grazie. Io ringrazio tutti i telespettatori per essere stati qui con noi questa sera. Vi ricordo che la prossima puntata è fissata per il 28 ottobre, sempre alle ore 21. Vi auguro una buona notte e vi auguro una buona giornata per domani. Grazie e arrivederci.